Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati, nuova puntata di 7 in punto. Attenzione perché questa mattina focalizziamo l'attenzione, scusate il gioco di parole, su una vicenda che è stata tradotta in libro, tra l'altro da un conosciutissimo collega, che è venuto a presentarlo questa mattina, è freschissimo di stampa, è un libro del 2023, è un libro che parla di un episodio abbastanza sconcertante, un'opera di un grande dell'arte di tutti i tempi che è stata rubata da una chiesa di Venezia e non è mai più stata ritrovata. Parliamo di un fatto che risale a diversi decenni fa, però ci racconta ogni particolare il nostro gentile ospite che andiamo a salutare e a ringraziare di essere con noi. Si tratta di Roberto Nardi. Buongiorno a te, Roberto. Buongiorno a voi, grazie per questo invito, è veramente inaspettato e vi ringrazio molto. Grazie. È un libro che nasce da un episodio avvenuto 30 anni fa, cioè esattamente il 1° marzo del 1993, dalla chiesa della Madonna dell'Orto a Venezia, che è una chiesa bellissima, in un angolo quasi seminascosto di Venezia al Canareggio. Alcuni ladri, alcuni ladri, Non si sa ancora. hanno portato via un dipinto su tavola di Giovanni Bellini, una Madonna con bambino, un dipinto di appena 75 x 50 centimetri, un'opera molto piccola. Da lì è partito il mio interesse, da questo episodio è partito il mio interesse, che ha unito due elementi e un debito di riconoscenza verso un padre nobile. Due elementi che sono quelli della mia curiosità di cronista, di una vita passata a fare il giornalista all'ANSA, testata che io ho sempre cercato di essere portatore dei suoi principi, quindi di un'informazione attendibile e circostanziata e soprattutto verificata, come poi gran parte dell'informazione italiana fa, ed è un bene sempre ricordarlo questo, e dalla mia passione verso l'arte. Il padre nobile altro non può essere che Leonardo Sciascia, che in punto di morte quasi scrisse una storia semplice, che in un qualche modo ha a che fare con il furto di un dipinto di Caravaggio avvenuto nel 1969 all'Oratorio di San Lorenzo a Palermo. Ecco, da questi due elementi e dalla particolarità di un furto che di per sé è un caso anomalo nel panorama dei furti d'arte avvenuti a Venezia in quel periodo, cioè diciamo dagli anni 70 fino a tutti gli anni 90 del secolo scorso, io ho cercato di compiere un viaggio di ricostruzione di quanto accaduto e di perdermi poi in tanti rivoli, ma che si ricongiungono alla fine quando cerco di tessere questo ampio discorso riguardante il furto d'arte del Bellini e i furti d'arte avvenuti a Venezia in quel periodo, ma avvenuti anche in altri periodi, e cercare di dare delle risposte possibili, probabili, a quello che è un mistero, cioè un caso che è ancora irrisolto. Roberto, ma perché si ruba, si trafuga un'opera d'arte? Diciamo il collegamento immediato che viene nell'immaginario pubblico è c'è il riccone che sta aspettando che glielo consegnino coloro che lo hanno prelevato. Beh, in realtà ci sono diverse ragioni che probabilmente stanno alla base di un furto d'arte. Quella di un furto su committenza, quindi di qualcuno che dà l'incarico a un manipolo di manigoldi di compiere una sottrazione all'interno di una chiesa, di un museo, indicando io voglio quello, voglio quel quadro, voglio quell'opera. Poi ci sono furti che avvengono per altre ragioni, ad esempio ci sono dei furti nella storia recente veneziana, ad esempio negli anni 90, in cui la disperazione di una persona, di un giovane tossicodipendente, ha dato vita ad un furto molto eclatante che si è concluso in tragedia. Mi piace
ricordarlo questo perché è una vicenda dove al dramma del furto, fortunatamente poi risolto, si è aggiunto il dramma di una persona che si è suicidata 4 giorni dopo. Poi ci sono altre ragioni ancora, ci sono ragioni di furti che vengono compiuti per compiere dei ricatti. A Venezia, ad esempio, nello stesso periodo, parlo degli anni 80, anni 90, e per attestazione di chi poi questi furti li ordinava o li gestiva, venivano rubate reliquie, venivano rubate delle reliquie, venivano rubati dei dipinti, e le reliquie hanno attinenza anche con Padova, sto parlando del mento di Sant'Antonio, ad esempio, o a Venezia della reliquia di Santa Lucia, avvenuta 10 anni prima, conclusesi anch'essi fortunatamente con il ritrovamento delle reliquie, delle spoglie di Santa Lucia e del mento di Sant'Antonio. Venivano compiuti per cercare di ottenere dei benefici, quindi attraverso dei meccanismi dichiarati e non dichiarati, si faceva intendere alla controparte, cioè a quella che erano gli apparati dello Stato, che ci sarebbe stata la possibilità di far tornare queste cose in cambio di un possibile beneficio. Dico questo perché lo stesso Felice Maniero, che in vari momenti e in varie interviste, anche una a Roberta Saviano nel 2019, attesta specificatamente l'uso di questo meccanismo. È un meccanismo che in qualche modo ci riporta a quell'indicazione di cui parlavo prima, cioè della natività, perché anche la mafia ha cercato di utilizzare questo strumento per ottenere dei benefici. Poi, chiaramente, io cerco di indicare 2 campi d'azione. Quelli campi d'azione che sono i furti d'arte compiuti da privati, cioè da persone, da bande, da appartenenti alla criminalità organizzata o da semplici manigoldi, e quei furti d'arte compiuti da quelli che in qualche modo possiamo ricondurre a cambi epocali. Cioè, quindi faccio riferimento ad esempio alle conosciutissime vicende delle sottrazioni, dei saccheggi d'arte compiuti dalle armate napoleoniche, prima nella campagna d'Italia e poi quando Napoleone è diventato imperatore. Faccio riferimento a quanto compiuto in modo devastante, orribile, orripilante e crudele dai nazisti durante la guerra. Faccio riferimento ai saccheggi e ai danneggiamenti d'arte compiuti dai terroristi, ad esempio terroristi islamici. Faccio riferimento, ed è storia dei nostri giorni, al colpire l'arte nella guerra, perché guerra è che si sta compiendo in Ucraina con l'invasione sovietica, scusate, l'invasione russa. L'invasione, diciamo, dei russi di una delle loro parti ex sovietiche. Esatto. Anche storia di questi giorni, l'indicazione data, il richiamo fatto dallo stesso presidente Zelensky sui saccheggi, i danneggiamenti e le distruzioni compiute dalle armate russe contro edifici religiosi non cristiani, ma cristiani, ortodossi, musulmani ed altro, quindi senza distinzione di altro. Ecco, ci sono questi 2 elementi, quindi queste questioni che io cerco di affrontare in un modo abbastanza, spero, semplice, spero alla portata di tutti, me compreso innanzitutto, cioè, insomma, il primo lettore sono io. Quindi, certo. In un modo semplice cerco di evidenziare alcuni aspetti. Innanzitutto, ad esempio, i passi avanti che sono stati fatti rispetto a vari anni fa, cioè a decine di anni fa. Affronto le questioni relative alla sicurezza, alla tutela e alla cura.
tre elementi che sembrano simili, ma in realtà sono diversi. Cioè, noi sappiamo che l'articolo 9 della Costituzione ci indica come uno dei principi fondanti della Repubblica Italiana uscita dalle macerie della guerra e dalla dittatura fascista, quella della tutela del patrimonio artistico e culturale e ambientale. Sappiamo che lo scorso anno, se non erro, c'è stata proprio un'aggiunta all'articolo 9 specificatamente riguardante l'ambiente. L'ambiente, infatti. Quindi questo è un bene che noi dobbiamo tutelare. Poi la sicurezza ovviamente è quella relativa ai servizi di controllo, alla videosorveglianza, alla guardiania dei musei, delle chiese, a tutto ciò che deve essere fatto per tutelare e mettere in sicurezza questi beni, che sappiamo essere infiniti. Il ministro Sangiuliano ci ha indicato recentemente che solo nella disponibilità della Direzione Generale dei Beni Culturali ci sono oltre 5 milioni di reperti, solo in quella disponibilità, se non ricordo male, di cui circa 1/10 è esposto, 480.000 se non ricordo male ancora. E quindi e poi c'è il concetto della cura, e la cura è ciò che appare come un bene immateriale, ma di fatto chiama in causa tutti noi, perché la cura è il nostro modo di rapportarci rispetto a questi beni e il modo in cui noi intendiamo questi beni come patrimonio collettivo. Cioè non importa se un'opera d'arte è in un museo o in una chiesa, se non è nella disponibilità della nostra camera. Un'opera d'arte è patrimonio collettivo. Questo ci insegna poi il capolavoro, che si erge come simbolo della nostra civiltà, ci indica che noi non possiamo non essere, come dire, difensori di questo bene. Molto interessante la disamina che hai fatto del valore dell'arte e anche del non valore quando diventa oggetto di ricatto. Insomma, è incredibile come, analizzando appunto la capacità che hanno queste opere, che può avere la creazione di un uomo di sconvolgere determinati equilibri anche in quel senso, insomma, che hai descritto tu da cronista, perché in questo libro Roberto racconta, per cui c'è una storia, nel senso una rappresentazione anche del momento storico e anche l'analisi del cronista, oltre che dell'appassionato d'arte. Ecco, mi permetto di dirti proprio che l'incipit del libro, che dà il segno proprio del mio essere un giornalista, innanzitutto, oltre che un appassionato di arte e di storia dell'arte, è una frase detta dal parroco della Madonna dell'Orto di allora, una frase detta la mattina del 1° marzo, scusate, quando venne scoperto il furto. E lui disse ai cronisti, ci arrangiamo di giorno, ma di notte non è possibile fare altro che chiudere la porta. Ecco, questo dà il senso, attraverso le parole di padre Agostino Cornale, di come anche ci fosse un momento di oggettiva difficoltà a tessere quegli elementi comuni che potessero mettere assieme le diverse realtà interessate nella sicurezza, salvaguardia, a difesa di questi beni. Cioè questo è un po' sentirsi solo, no? Cioè il parroco che è stato lasciato solo, fortunatamente la situazione è molto cambiata. Ci sono ancora dei problemi nelle piccole parrocchie di campagna, ma lì vengono utilizzati anche altri sistemi per poter difendere i beni. Però questo dà il segno, e questo mi ha portato ad accomunarlo proprio al caso palermitano, perché anche in quell'occasione il parroco si era trovato quasi da solo a difendere quel bene infinito che era l'opera di Caravaggio, con 2 pie donne che lo aiutavano nella custodia e che si accorsero loro del furto e che dopo, a distanza di anni, ancora piangevano davanti alla mancanza. Ecco, questo, se mi permetti, il senso primo di questo lavoro
è quello di dare testimonianza di una personale mancanza, cioè di sentire una personale mancanza rispetto a un'opera che è stata portata via. Quindi è una ricerca di colmare un'assenza. Sì, altro che un'assenza, che non è solo il vuoto che può essere in un muro, in un angolo, ma è qualcosa di molto più. Volevamo chiederti, Roberto, anche proprio una curiosità, a proposito, se è possibile, immaginiamo che il nostro reattivissimo regista Andrea Vernier l'abbia già mostrata, ma la copertina del tuo libro, che tra l'altro ha un titolo che vorremmo analizzare anche con l'autore e anche con voi, non si disperde in elucubrazioni artistiche o disamine, ma dice: perché io, mettendo poi in primo piano il particolare del bambino che ha questa postura per cui sembra dire: ma perché hai toccato proprio a me? No? Ecco, esattamente questo. Io sono rimasto sconvolto, diciamo, dalla visione di questo quadro che a distanza di anni ho visto solo in fotografia, sì. Quindi dopo averlo visto molti secoli fa ormai, uso secoli sì. Impropriamente, ma per dare il senso della distanza. Adesso purtroppo sì, esattamente. 30 anni sono tanti. Però sono rimasto particolarmente colpito da 3 elementi: lo sguardo del bambino, la bocca aperta e la mano. Lo sguardo del bambino, il bambino guarda oltre la cornice, non guarda la Madonna, come la Madonna non guarda il bambino. È una cifra belliniana in realtà, perché moltissime Madonne con bambino di Bellini, lui ne ha dipinte circa un'ottantina, forse qualcuna di più, forse un'ottantina, sì, ma con una capacità di variazione di tema e di stile infinito. Infatti stesso soggetto, tutti gli storici dell'arte evidenziano la particolarità di questa capacità di variare, di essere, come dire, in continua mutazione. Infatti ricordo che il probabile committente di questo dipinto nel 1480 circa, in quel periodo là, Luca Navagero, che era luogotenente in Friuli per il Veneto, lui acquistò questo dipinto per ornare la sua tomba, che era all'interno della Madonna dell'Orto. E io dico che probabilmente o l'ha commissionato, ma appare improbabile, o quando è andato in bottega da Bellini a comprarlo. Bellini era uno degli artisti più noti a Venezia, aveva una bottega importante, come c'erano di tradizione familiare, come Papa Jacopo, il fratello Gentile, anche se lui forse era un figlio illegittimo di Jacopo, ma queste sono altre vicende personali. Poi c'era la bottega di Vivarini, insomma, era una delle botteghe forti nel campo dell'arte a Venezia. Però dico che quando Navagero è andato ad acquistare l'opera, probabilmente non ha avuto che l'imbarazzo della scelta, infatti, ma anche la difficoltà di scegliere, tanta era la possibilità e la varietà di opere possibili. La qualità meravigliosa. Esattamente. Tornando alla tua domanda, la ragione è semplice. C'è questo sguardo di questo bimbo che guarda oltre la cornice, no? E quindi lui guarda a quello che sarà il suo futuro. Il futuro, sì. Quindi il sacrificio e poi la resurrezione. C'è quella bocca aperta, sì, no? Come dire, è come se ci fosse una muta domanda, no? E quella mano sinistra sul petto, come indicasse: ma proprio a me. Sì, è incredibile. E questo nasce dal fatto poi, io ho voluto caricare questo aspetto, forse in modo improprio, ma a volte delle licenze bisogna averle. Indubbiamente. Perché la Madonna dell'Orto non è una chiesa dove sono presenti più Bellini, ce n'è uno solo, ce n'era uno solo, che è questo. Appunto, questa tavola 75x50 sull'altare della Cappella Valier appena entrati sulla sinistra. Ah, per cui sì. Lì. Poi nella chiesa della Madonna dell'Orto ci sono 10 Tintoretto, uno più bello dell'altro, uno più bello dell'altro. Quindi mi sono chiesto: ma perché i ladri hanno scelto questo? E non hanno neppure sfiorato in realtà, le cronache dell'epoca
ci dicono che i ladri non è che portassero via dipinti 1 metro per 50, ma portavano via dipinti 3 metri per 2 metri, cioè opere gigantesche. Anche alcuni mesi dopo, nel dicembre del 1993, dalla chiesa della Fava viene portato via un dipinto grandissimo di Tiepolo. Sì, è vero. Quel dipinto a quel furto a cui facevo riferimento a San Stae, conclusosi tragicamente, è che lì era stata portata via un'opera di Tiepolo molto molto grande. Quindi non è un problema di misure, è un problema di scelta. E loro avevano tutto il tempo per poter scegliere, se avessero voluto scegliere. Sì. Perché la chiesa è rimasta chiusa dalle 20 alle 7 di mattina. Per cui... Quando sono arrivati gli operai che stavano facendo i lavori di restauro, si sono accorti che la porta era stata, cioè la serratura della porta era stata scardinata dall'interno. Forzata. Perché i ladri in realtà erano entrati da un'altra parte utilizzando delle impalcature. È ben descritto, ad esempio c'è una descrizione, un articolo del Gazzettino dell'epoca dà molte indicazioni specifiche su come sono entrati e su come poi sono usciti. E quindi su questo io ho basato un po' il mio titolo, che però è una parte del titolo, perché quello che appare come sottotitolo in realtà è lo stesso titolo, cioè è il mistero del furto della Madonna con bambino di Bellini a Venezia. Il mistero in ragione del fatto che, come dicevamo all'inizio, è un caso anomalo, è un caso che non è concluso, è un caso che presenta delle diversità esecutive e presenta delle diversità nelle modalità, diciamo, successive rispetto a tutti gli altri. Da quello che io ho potuto verificare, cercare, trovare, chiedendo, domandando, guardando, leggendo, fin dal primo momento questo furto è apparso come un qualcosa di diverso. Di diverso, anomalo. Anomalo. E ho usato il termine anomalo volutamente. Anche l'allora capo della squadra mobile concorda nell'utilizzo del termine anomalo, perché poi non se ne è trovata traccia. Senti, un ravvedimento, un pentimento da parte, se non del committente, allora, chi è ereditato magari? Allora, sono passati 30 anni, insomma. Ho avuto la fortuna, che mi ha aiutato moltissimo, di poter sentire, di poter dialogare con Don Ferruccio, che è stato parroco negli ultimi anni alla Madonna dell'Orto e che è recentemente mancato. Sì. E una delle cose che mi ha detto Don Ferruccio è che la sua speranza è che chi ha a disposizione l'opera, la sua convinzione era quella che questo furto sia stato commesso su commissione. Certo. E quindi lui pensava che quest'opera sia ancora a disposizione di qualcuno. La sua speranza è che questo qualcuno abbia un ravvedimento, o che, se questo qualcuno in avanzata età è morto, i suoi eredi o chi si trova per le mani quest'opera, di cui forse non conosce neanche la provenienza, il valore, la restituisca. E infatti la ragione prima di questo mio lavoro, al di là di tutti gli elementi che ho cercato di indicare precedentemente, è quella di cercare di mantenere la luce accesa su questa vicenda. Giusto, certo. Per fare in modo che una vicenda che non ha avuto la stessa notorietà, ovviamente, della Natività di Caravaggio rubata a Palermo, dove la prima è una storia di mafia, sì. Già allora si disse, no? Dove sono tirati in campo tutti i grossi nomi della mafia degli ultimi 50 anni. Ecco, questa storia che è stata un pochettino dimenticata, un po' molto, un po' dimenticata,
torni a essere una storia importante, una storia che chiede di essere risolta. Sì, anche perché rimane un buco, rimane. Sostanzialmente sì, sostanzialmente è una... la cornice è lì, è la cornice lì che aspetta di essere riempita e non può che essere riempita con l'originale. Per cui tutti i Tintoretto ci sono e rimane sempre quel vuoto incredibile, che immaginiamo sarà rimasto vuoto, non sarà stato colmato, diciamo, coperto con altre... No, è fantastico e nel contempo è commovente entrare nella chiesa della Madonna dell'Orto e girare subito a sinistra e andare verso la Cappella Valier, perché c'è come un colpo d'occhio che stride, no? C'è una bellissima cornice lignea sopra l'altare, sì. Una cornice che potrebbe contenere qualsiasi opera, qualsiasi capolavoro, cioè dalla Gioconda alla Tempesta, perché è di una bellezza incredibile, e c'è ai piedi dell'altare c'è una riproduzione fotografica dell'opera. È una scelta, credo una scelta che manifesta il dolore da una parte e manifesta la speranza dall'altra. Sì. Perché, come mi disse Don Ferruccio, il furto è stato vissuto come un dramma dalla comunità religiosa e dalla comunità dei fedeli, ma da tutta la parrocchia, anche da non fedeli. E la sua speranza è che se un giorno l'opera tornerà, ci sarà una grande festa, sarà la festa della parrocchia. Beh, altro che una festa da prolungare per giorni, perché crediamo insomma sia anche un evento meraviglioso. Volevamo chiederti, qui il tempo vola, sinteticamente Roberto, cioè le indagini a cosa portarono a quel tempo e a che punto sono adesso? Allora, come dicevo, le indagini all'epoca non portarono a nulla. Furono fatte delle perquisizioni, furono sentiti i testimoni, furono cercate delle confidenze, ma non si arrivò a nulla. In epoca più recente sono state riaperte delle indagini, lo so, con abbastanza certezza, perché le indagini in realtà non sono mai finite. Cioè, dobbiamo tener conto che la nostra fortuna, e sembra un paradosso, ma nel 1969, l'anno del furto della Natività, è stato costituito il Comando Carabinieri Nucleo Tutela Patrimonio Tutela Patrimonio Artistico e Culturale, prima sotto il Ministero, dopo... Cioè, quella è la nostra fortuna, un corpo che, cioè non so come definirlo esattamente in termine tecnico, è una realtà che ci è invidiata da tutto il mondo e io so che loro non smetteranno mai di cercarlo, perché questa opera rientra tra le grandi opere indicate come elementi primari da tenere sempre sotto controllo e sempre la ricerca è aperta. Ecco, quindi detto questo, le indagini sono aperte, però sfortunatamente finora non hanno portato a nulla, o perlomeno non hanno portato né all'individuazione dei ladri, né al di là di 1000 ipotesi che possono essere fatte, né hanno portato all'individuazione del quadro, né hanno portato all'individuazione del possibile committente, se di committenza parliamo. Non bisogna dimenticare, e qui veramente, che ci sono due possibilità, una possibilità probabile e una possibilità possibile. Cioè due ipotesi, scusate. Sì. Una probabile è quella che il furto sia avvenuto per committenza. Quella possibile è che l'opera sia andata distrutta. Speriamo di no. Certo, però sono da tenere in considerazione. Diciamo, l'elemento finale è che il mistero resta. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto, ma Roberto lo avremmo ascoltato volentieri per molte altre puntate, speriamo di riaverlo ospite qui con noi. Vi ricordiamo ancora una volta Roberto Nardi, nostro collega giornalista che si è cimentato come anche appassionato d'arte nella stesura di questo libro che si chiama Perché io,
Il mistero del furto della Madonna con bambino di Bellini a Venezia, edito da Mazzanti Libri, e poi tra l'altro Roberto, velocemente lo ricordiamo, inaugura una nuova collana che si chiama non a caso Cornici. Tu stesso ci hai sottolineato anche il valore di questa cornice vuota all'interno della chiesa della Madonna dell'Orto. Cornici, una collana pronta ad accogliere fatti, cose, persone viste attraverso una visione inaspettata nel grande patrimonio che è l'arte, che è la cultura, che è il nostro vivere quotidiano. Indubbiamente. Grazie a Roberto Nardi, che speriamo appunto di avere qui tra non molto anche per parlarci di altre opere e di altre storie. Grazie e buon lavoro, Roberto. Grazie molte a voi, buona giornata. Grazie al nostro ospite, grazie a voi per averci seguito, anche noi vi rivolgiamo l'augurio di una buona giornata e vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti con 7 in punto. Arrivederci.